Duro attacco del sindaco di Udine Fontanini alla riforma degli EDR. Riforma a metà, dice, serve ente unico e capace di rappresentare i cittadini, e poi si lancia contro i consiglieri regionali friulani. Triestino minacciava e tentava di ricattare aziende e supermercati. Pagatemi in criptovalute o avveleno i vostri prodotti. Nel mirino aziende in tutta Europa era in affidamento ai servizi sociali. 3.000 file pedopornografici nel cellulare e una rete mondiale di scambio di materiale vietato. È stato condannato a 20 mesi un orco della Bassa Friulana, arrestato in flagranza nel 2020. Ennesimo incendio al campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine, nube irrespirabile nella notte a Paderno e Beivars, ira di Palazzo del Ronco dopo le manomissioni e telecamere e tubature d'acqua. L'azzurro di corsa in montagna, Tiziano Moia, l'alpinista gemonese Giuseppe Vidoni alla conquista del Broad Peak per il runner, al ritorno anche alla ricerca del pass per i mondiali in Thailandia. Buonasera da Telefriuli e ben trovati in diretta con il nostro telegiornale serale che apriamo con la querela politica del giorno, perché ospite di Telefriuli il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha attaccato la riforma degli EDR, gli enti di decentramento regionale, riforma che dovrebbe sostituire le vecchie province appunto con il nuovo ente e che non soddisfa il primo cittadino, e Fontanini si scaglia poi anche all'attacco dei consiglieri regionali friulani. Dopo il malcontento per la campagna Io sono FVG e l'attacco per il processo di defriulianizzazione in corso, il sindaco di Udine, Fontanini, lancia l'ennesima stoccata. Questa volta lo fa durante la trasmissione di Telefriuli Screenshot, nel mirino la riforma degli EDR, gli enti di decentramento regionale, che dovrebbero, nelle intenzioni della giunta Federiga, sostituire le vecchie province. Una riforma pasticciata, secondo il primo cittadino del capoluogo friulano, che sostiene invece il modello Trentino-Alto Adige, 2 territori in un'unica regione con capoluoghi separati. Questa riforma dell'EDR la soddisfa o è una riforma a metà? È una riforma a metà perché gli EDR sono in pratica delle agenzie regionali che portano avanti alcuni settori come l'edilizia scolastica, come le ex strade provinciali. Però ci vuole un ente che riunisca, che faccia sintesi di tutto e che, ripeto, rappresenti un territorio, soprattutto una popolazione che è tra le più numerose della regione. Fontanini non risparmia nessuno, nemmeno i consiglieri regionali, rei, a suo parere, di guardare troppo ai propri interessi territoriali invece di difendere il ruolo della provincia di Udine. Senz'altro i parlamentari dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo, la stessa cosa dico anche ai consiglieri regionali, quali sono in maggioranza espressione del territorio friulano, però si interessano così di piccole realtà, uno si interessa di Gemona, uno di Tolmezzo, uno di Latisana, uno di Pasian di Prato, e perdono quella che è la visione un po' complessiva di un'area vasta che è la vecchia provincia di Udine e che è il tessuto economico importantissimo per un territorio che in questi anni ha subito gravi lesioni. Parole dunque quelle di Fontanini che hanno innescato la polemica politica, e tra i primi a intervenire è stato Salvatore Spitaleri del PD, componente della commissione paritetica Stato Friuli Venezia Giulia. Ha ragione Fontanini quando liquida la pseudo riforma dell'assessore Roberti sulle EDR spacciate per mini province, come giustamente aveva liquidato il banale slogan del presidente Federiga Io sono FVG. E giustamente critica i consiglieri regionali di maggioranza e la giunta di non voler valorizzare i territori che effettivamente rappresentano. Laddove Fontanini invece sbaglia ancora una volta è confondere Palazzo Belgrado con il Friuli, e così dimentica che nel passato il Friuli è stato valorizzato, come tutta la regione, grazie alla capace sinergia tra la rappresentanza istituzionale più varia e l'intera società friulana e regionale. Solo così, valorizzando i singoli territori, noi rafforziamo la nostra specialità e la nostra autonomia. Ancora uno scontro sulla sanità. Un decreto del nuovo direttore generale di ARX, Joseph Polimeni, cancella l'atto aziendale dell'ex direttore Giuseppe Tonutti. Atto dovuto, quello di Polimeni, secondo l'azienda, ennesima dimostrazione di caos per le opposizioni.
Nessuna bocciatura se non di un atto ormai superato, secondo Arx. Una sanità sempre più nel caos, secondo le opposizioni. Nei giorni scorsi era trapelato che il nuovo direttore generale dell'azienda regionale di coordinamento per la salute, Josep Polimeni, aveva in autotutela revocato la proposta di atto aziendale di febbraio. Oggi, proprio Arx precisa che si tratta di un atto dovuto, essendo quel documento stato bocciato dalla regione. Passaggio propedeutico, comunque, alla prossima adozione del nuovo atto aziendale già validato dalla regione nello scorso mese di maggio e la cui approvazione formale è di fatto programmata nel giro di qualche giorno. Questo non basta a placare le opposizioni, con Cristiano Sciauli, segretario regionale del PD, che attacca: Riccardi pare ubriacarsi del suo enorme e solitario potere, cosa completamente diversa è governare la sanità pubblica nel solo interesse dei nostri cittadini. Lo dimostra il tempo galantuomo che porta alla luce errori negli indirizzi e nella gestione di una sanità che purtroppo sprofonda sempre più nel caos. Simona Liguori, consigliere regionale dei cittadini, parla di liste di attesa e fuga del personale dai nostri ospedali sono il risultato di un permanente cortocircuito della gestione da parte della Giunta Federica della Sanità in Friuli Venezia Giulia. Difficoltà a trovare posti disponibili per i neonati nelle liste dei singoli pediatri. A denunciare la situazione una neomamma. Tra liste d'attesa infinite e carenza di personale capita anche questo. Una neomamma di Pradamano che non riesce ad ottenere un pediatra per la figlia nata lo scorso 4 maggio a Tolmezzo. Dopo oltre un mese di pazienza, Stefania Minzoni ha deciso di segnalare questa anomalia. All'anagrafe del distretto sanitario di Udine, infatti, nessun pediatra risulta avere posti disponibili per i nuovi neonati, situazione che coinvolge tutte le madri del distretto udinese. E come l'ho registrata all'anagrafe di Pradamano, noi viviamo a Pradamano, sono andata al mio distretto sanitario, come mi avevano detto di fare, per richiedere il pediatra. E mi hanno detto che purtroppo non ci sono pediatri disponibili in tutto il distretto di Udine. Quindi io al momento non ho un pediatra per la mia bambina di 1 mese e 4 giorni. Io non so come sta andando, come sta crescendo, se va tutto bene. Io continuo un giorno sì, un giorno no a guardare sul sito, a telefonare al distretto, ad andare personalmente per vedere se qualcuno si libera, ma ogni volta c'è questa bella lista con questo bello 0 che mi dice che non esistono pediatri disponibili. Preoccupato per la situazione denunciata dalla sua cittadina anche il sindaco di Pradamano, che ricorda il suo ruolo di garante della sicurezza sanitaria degli adulti e dei bambini. E non riuscire ad attivare delle politiche che diano servizi a quegli, oserei dire, quasi eroi che vogliono costruire una famiglia, avere dei figli, è sicuramente preoccupante. Il bollettino settimanale di Fondazione Gimbe segnala come in regione i nuovi casi Covid siano in seppur leggera salita, una trend confermato a livello nazionale. 1.613 nuovi casi nell'ultima settimana di maggio, 1.634 casi nella prima di giugno. È di lievissimo aumento il bilancio dei nuovi positivi in Friuli Venezia Giulia secondo la Fondazione Gimbe, che segnala una crescita dell'1,6%. Un trend che trova conferme in diverse province italiane, 22 su tutto il territorio nazionale, ma la nostra regione è quella in cui la crescita, pur così limitata, è più accentuata. Restano ampiamente sotto la soglia di pericolo le ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva che nelle aree mediche, dati anche al di sotto della media nazionale. È metà della media nazionale invece la percentuale dei vaccinati con quarta dose, 36,2% contro il 17% friulano. Sotto media anche i numeri delle vaccinazioni per i bambini tra gli 0 e i 5 anni e tra i 5 e gli 11 anni. Oggi intanto 431 i nuovi casi su 4.162 test tra molecolari e rapidi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, mentre i pazienti in altri reparti sono 82. C'è stato un decesso con Covid a Udine. È di Trieste e ha 47 anni l'uomo arrestato dalla polizia postale al termine di un'indagine internazionale della Procura di Roma. Ha ricattato più di 200 aziende e supermercati minacciando di avvelenare cibo e acqua se non avesse ricevuto un riscatto in criptovalute. Sono più di 200 le aziende, i supermercati e le linee di produzione finite nel mirino di un 47enne triestino, arrestato al termine di una maxi indagine della Procura di Roma su tutto il territorio europeo.
Sempre lo stesso il modus operandi. L'uomo inviava una mail anonima e irrintracciabile alla vittima, promettendo di avvelenare l'acqua o il cibo prodotto dall'azienda nel mirino a meno che non ricevesse una somma in criptovalute. Allegava alla mail anche dei video in cui mostrava come avrebbe avvelenato il prodotto. La minaccia prevedeva anche la divulgazione della notizia con la promessa di creare un ulteriore danno di immagine ed economico alla vittima. Minacce in realtà vuote, perché secondo gli inquirenti mai avrebbe messo in atto le sue promesse né avrebbe mai avvelenato alcun prodotto. In quasi un anno il 47enne arrestato dalla polizia postale aveva minacciato aziende in mezza Europa, dalla Germania alla Spagna, passando per Francia, Austria e Svizzera. L'uomo era già stato condannato per reati informatici e frode, tanto da essere già stato in carcere. Al momento dell'arresto si trovava in affidamento premio ai servizi sociali. Affidamento che è subito stato revocato e il 47enne è stato riportato in carcere. Oggi gli interrogatori di garanzia a carico delle 38 persone arrestate per traffico internazionale di cocaina nell'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura distrettuale antimafia di Trieste. Si sono tenuti oggi nel carcere del Corneo gli interrogatori di garanzia di alcuni dei trafficanti di droga arrestati nei giorni scorsi nell'operazione della Guardia di Finanza di Trieste, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sono 38 le persone finite in manette accusate a vario titolo di traffico di cocaina, in totale 4,3 tonnellate, con uno dei sequestri più importanti avvenuti in Europa. L'auspicio della Procura, diretta da Antonio De Nicolo, mentre il PM dell'indagine Federico Frezza, è che si possa arrivare ad altri soggetti, ma al momento il riservo è massimo. Sul rischio invece di possibili scarcerazioni a causa del referendum, come denunciato da De Nicolo nei giorni scorsi, il presidente della regione Massimiliano Fedriga preferisce evitare le polemiche. Sui fatti citati non si possa associare il referendum perché non prevedono assolutamente l'impossibilità della carcerazione preventiva per quanto riguarda reati di organizzazioni criminali. Dopo però, se mi permettete al contempo, io devo fare i complimenti al procuratore De Nicolo perché ha portato avanti, insieme a tutta la Procura di Trieste e la Finanza, un'operazione straordinaria per fermare un traffico di cocaina che è uno dei più grandi sequestri fatti a livello europeo e quindi va a bloccare in modo pesante la criminalità organizzata internazionale. È stato dichiarato inammissibile il ricorso di Giosuè Ruotolo in Cassazione. Il 32enne, originario di Avellino, è stato condannato all'ergastolo sia in primo che in secondo grado, pena confermata nei mesi scorsi dalla Cassazione per il duplice omicidio di Trifonio Ragone e Teresa Costanza del 15 marzo 2015 a Pordenone. Il suo legale, l'avvocato Danilo Iacobacci, ha presentato un nuovo ricorso straordinario in Cassazione per la revoca della sentenza di terzo grado. In particolare il difensore ha puntato su alcuni elementi indiziari che sarebbero stati smentiti da prove, ma oggi è arrivata appunto la decisione definitiva della Suprema Corte. Era coinvolto in un'inchiesta mondiale contro la pedopornografia e nel suo cellulare sono stati trovati 3.000 file vietati. Oggi il Tribunale di Udine lo ha condannato a 20 mesi di carcere. Scambiava online materiale pedopornografico pensando di essere protetto dall'anonimato. Invece è stato coinvolto, unico residente in Friuli, in un'inchiesta globale contro questo fenomeno. Nel suo telefonino la polizia postale ha trovato ben 3.000 file pedopornografici. Oggi l'uomo, un 56enne della Bassa Friulana, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 20 mesi di carcere, pena sospesa. Il PM aveva chiesto 2 anni e 3 mesi di reclusione. Il condannato era finito in un'inchiesta più grande di lui. Nel dicembre 2020, con l'operazione Luna Park, coordinata dalla Polizia Postale di Milano e di Roma, le forze dell'ordine avevano identificato, grazie ad agenti infiltrati, oltre 150 gruppi pedofili e 432 persone in tutto il mondo, tra le quali 81 di nazionalità italiana. 17 gli arresti in flagranza, tra i quali quello del 56enne finito in carcere a Udine. Stando alle indagini, l'uomo era presente su svariate chat su Telegram, Viber e WhatsApp, nelle quali scambiava le foto e i filmati pedopornografici. Il posto fisso non è l'unico da tutelare, lo ha stabilito con una sentenza il TAR del Friuli Venezia Giulia.
Il posto fisso non è l'unico tipo di impiego per il quale debba essere tutelata la presenza del lavoratore in un determinato territorio. Lo ha stabilito il TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso di un carabiniere al quale era stato negato il trasferimento. Il militare era stato spostato da Milano a Udine per ragioni di incompatibilità ambientale legate a un'inchiesta. Archiviato il procedimento, il carabiniere ha chiesto di tornare in Lombardia, dove la compagna lavora come personal trainer. L'arma aveva risposto picche perché la donna, che non ha un lavoro subordinato a tempo indeterminato, avrebbe potuto raggiungere il compagno in Friuli. Il giudice però ha dato ragione al ricorrente. Il trasferimento in Friuli avrebbe comportato per la donna la perdita di un importante avviamento professionale e, presumibilmente, di gran parte del reddito. La Giunta regionale ha approvato in via preliminare l'assestamento di bilancio che prevede risorse in diversi ambiti con un focus in particolare sull'occupazione. Una manovra da 522 milioni di euro con risorse per le imprese, 70 milioni, il mondo agricolo e agroalimentare, 44 milioni e ovviamente per la sanità con 130 milioni che serviranno per le case di riposo e per gli investimenti. La Giunta regionale ha approvato in via preliminare le variazioni di bilancio che entro luglio dovranno essere approvate in Consiglio regionale. Un assestamento estivo straordinario, importante, abbiamo allocato 522 milioni di euro per dare risposta a tutti i settori dove la Giunta regionale, la maggioranza ha già attivato le proprie politiche in questi anni e per garantire anche la ripartenza effettiva della nostra comunità. Ci sono poi 80 milioni per le infrastrutture con una parte che andrà a coprire tutte le domande del 2021 per l'edilizia agevolata e 5,2 milioni per il PNRR e poi 28 milioni per lavoro e istruzione e 9,2 milioni per i minori stranieri provenienti dall'Ucraina. Non mancano 15 milioni per gli sconti carburanti e 1 milione per l'acquisto di scuola bus con 4,6 milioni per interventi nelle scuole. Traguardo sempre più vicino per l'ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento. Nella seconda conferenza di servizi l'unico ad aver espresso parere negativo è stato proprio il Comune di San Vito. Comune di San Vito, solo contro tutti. Nel ribadire la contrarietà al progetto di ampliamento della Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso, oggi in una conferenza dei servizi durata 7 ore, l'unico ad aver espresso parere negativo è stato il sindaco Alberto Bernava. Un altro punto a favore della multinazionale austriaca che vede quindi sempre più vicino il traguardo e l'avvio della realizzazione di un impianto per la produzione di pannelli trucciolari da legno riciclato. Un po' c'era da aspettarselo che sarebbe finita così. Le nostre osservazioni erano legate alla via, che ricordo non essere stata accolta. Per questo, ha annunciato il sindaco Bernava, oggi abbiamo presentato ufficialmente ricorso al TAR nei confronti della Regione. Le nostre prerogative non hanno trovato accoglimento, quello che dispiace è che l'autorità sanitaria del sindaco non sia stata presa in considerazione, ma come annunciato su questo daremo battaglia. L'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha fatto mettere a verbale alcune prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute delle persone, come l'installazione di un sistema di aspirazione localizzato dell'aria prima delle emissioni in atmosfera e l'impegno da parte della ditta di ridurre la percentuale di formaldeide. La chiusura del PAUR è stata comunque rinviata a martedì prossimo, la motivazione da ricercare nell'autorizzazione della conformità energetica e nell'AIA di Kronospan. Potenziamento di servizi e sportelli e riorganizzazione del personale nel nuovo piano industriale di Civibank redatto in sinergia con Sparkasse. Lo anticipa a Telefriuli la nuova presidente della banca di Cividale, Alberta Gervasio, ospite di Economy FVG in onda questa sera dalle 21. Forti sinergie con Sparkasse, migliori servizi e prodotti ai clienti e più sportelli in Friuli e Veneto ed ieri l'inaugurazione di una filiale a Padova ma anche una riorganizzazione a livello del personale. Questi alcuni dei cardini del piano industriale che si appresta a varare il nuovo CDA di Civibank guidato dalla presidente Alberta Gervasio. Sarà un piano industriale che innanzitutto verrà elaborato a livello di gruppo col coinvolgimento anche di Sparkasse, dove le due realtà saranno sostanzialmente messe insieme per ragionare su un piano di sviluppo, su un piano di espansione territoriale. Riteniamo che questo sarà un piano che coinvolgerà insieme tutti i nostri manager, fatto proprio a 4 mani, perché quello che appunto noi crediamo è che mettendoci insieme, lavorando insieme, riusciamo ad essere più forti e a portare un miglior risultato a vantaggio di tutti quelli che sono i nostri stakeholder. Sull'asse Bolzano-Cividale sono anche in corso ragionamenti sui dipendenti che vedranno incentivi all'esodo e alcune assunzioni. A livello di macronumeri in entrambe le banche sarebbe potuti arrivare ad avere circa 150 persone
destinatarie di piani di incentivazioni, addirittura più persone a Bolzano che persone a Cividale, per farli uscire nel 2022, 2023, 2024. Verrà associato uno studio di fattibilità per verificare se ci possano essere anche la programmazione di alcuni ingressi per favorire quello che normalmente si fa in termini di ricambio generazionale. Doppia elezione, doppio rinnovo per Piero Petrucco, amministratore delegato della ICOP di Basiliano, il vicepresidente vicario di Confindustria Udine, che in maggio era stato riconfermato vicepresidente della Federazione Europea dell'Industria e delle Costruzioni, è stato rieletto ieri alla vicepresidenza nazionale di ANCE con deleghe a Centro Studi e PNRR, un incarico che manterrà per 4 anni. Petrucco si è detto gratificato dalla doppia nomina, il ruolo dell'ANCE, secondo Petrucco, come interlocutore per la messa a terra del PNRR è fondamentale non solo per le imprese friulane, ma soprattutto per una buona riuscita del più ambizioso piano di investimenti del Paese. E apriamo la pagina della cronaca. Non era casuale l'incontro fra 5 giovani martedì sera nel sottopasso di Porcia, dove si è verificato l'accoltellamento in maniera grave di uno di loro. Restano gravi ma stabili le condizioni del 19enne aggredito ed accoltellato martedì sera nel sottopassaggio ferroviario di Via Dante a Porcia. Ha un polmone perforato ed ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Pordenone. Sul fronte delle indagini, intanto, la squadra mobile della Polizia di Stato sta cercando di ricostruire la vicenda, mettendo insieme tutti gli elementi raccolti. Stiamo ancora indagando per capire un attimo il movente di tutto quanto, cioè chi ha aggredito chi e per quale motivo. Perché insomma l'ipotesi della rapina convince fino a un certo punto, adesso vedremo. Il questore di Pordenone ha assicurato che già a partire da questa sera saranno intensificati i controlli a Porcia. Adesso vediamo di intensificare la vigilanza anche a Porcia, ho visto anche il grido di addolore del sindaco, ora aumenteremo la vigilanza da subito, faremo dei giri più frequenti anche nella zona di Porcia, dell'immediata periferia di Pordenone, senz'altro. Un furto e 2 rapine tra Udine e Lignano, 2 ragazzini sono stati posti in comunità. L'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Udine e i Carabinieri di Udine e della stazione di Lignano Sabbiadoro nel mese di maggio hanno svolto un'attività di indagine nei confronti di alcuni minorenni ritenuti responsabili di 2 rapine, un furto e un episodio di lesioni personali nei confronti di altri coetanei avvenuti rispettivamente nel capoluogo friulano e a Lignano. Le azioni criminose si sono verificate tra la fine di aprile e il mese di maggio scorso e hanno visto quali protagonisti 2 giovanissimi minorenni stranieri di 14 e 15 anni che con la complicità di altri coetanei allo stato non identificati hanno dato vita ad episodi di violenza nei confronti della vittima designata. Alla fine di aprile, nel capoluogo friulano, all'interno dell'autostazione delle Corriere, la vittima, un giovane 18enne, dopo essere stato derubato del tabacco appena acquistato, ha inseguito il ladro, il quale si era unito ad altri 4 ragazzi, allo stato non ancora identificati, che alle sue rimostranze lo avevano aggredito e pesantemente minacciato. A metà maggio, a Udine, la vittima 17enne, dopo aver percorso su un autobus di linea al centro urbano, ha incontrato i suoi aggressori, i quali, per futili motivi, fraintendendo un saluto amichevole assieme ad altri soggetti non identificati, lo hanno aggredito alle spalle per poi malmenarlo con pugni anche alla testa, sottraendogli dalla tasca lo smartphone e poi allontanandosi. I 2 ragazzi sono stati collocati in comunità questa mattina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Terzo rogo in 4 mesi al campo nomadi di Udine, l'amministrazione comunale si infuria. Nuovo incendio nella notte al campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine. Una nube tossica ha avvolto verso le 22:30 di ieri Paderno e Beivars. L'esalazione del forte odore di plastica bruciata in breve tempo è penetrata nelle case dei 2 quartieri. Dopo l'allarme sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha spento l'incendio e ha appurato come le fiamme avessero bruciato un gran numero di pneumatici e copertoni. Si tratta del secondo rogo appiccato in una settimana. Un episodio non isolato e che più persone interpretano come un messaggio alla giunta comunale che a inizio settimana ha fatto reinstallare il manometro per la riduzione dello spreco di acqua potabile e la telecamera di sorveglianza manomessi a inizio giugno. I residenti sono ormai esasperati. Adesso basta, ha sbottato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, stanco delle minacce e dei roghi. Ciani ha anticipato a Telefriuli che sta valutando un intervento specifico. Potenziate le corse di trasporto pubblico locale tra Udine e Tavagnà con servizio atteso da almeno 30 anni.
Il giro inaugurale è stato accolto festosamente dalla popolazione da Degliacco, dove da lunedì prossimo sarà attivato il nuovo tragitto della linea 3 del trasporto locale che collega Tavagnacco a Udine. Lo aspettavamo da tanto tempo, anche perché con la macchina in centro è un problema parcheggiare. Tra la pandemia, tra una cosa e tra l'altra non arrivava mai questo autobus. Io non ho patente, di conseguenza se voglio andare a Udine lo prendo tranquillamente. Novità anche per la linea 2 che avrà il capolinea nei pressi della piscina comunale di Tavagnacco. Prossimamente l'intensificazione del servizio interesserà anche la frazione sud di Zugliano. I nostri cittadini e anche e soprattutto gli studenti potranno usufruire di questo servizio che è di straordinaria utilità. I due comuni avranno un servizio migliore con un minor traffico. Il potenziamento dei servizi e il prolungamento delle linee hanno l'obiettivo di estendere il servizio urbano e assicurarne maggiore attrattività. Il biglietto è sempre lo stesso, quindi un biglietto urbano classico, secondo me si risparmia visto anche il caro del carburante dell'ultimo periodo. A Pordenone cresce il numero di persone che non hanno un tetto. La crisi galoppa e di conseguenza cresce il numero delle persone che senza un lavoro si trovano nella condizione di non potersi più permettere una casa. Il numero parziale è impressionante, sono quasi 300 gli uomini e le donne che a Pordenone vivono in condizioni di assoluta povertà, tanto da doversi arrangiare per dormire come possono. Un centinaio quelle che si sono trovate nella condizione di dover dormire almeno una notte all'aperto senza alcun riparo. Le altre invece hanno avuto l'opportunità di essere ospitate da chi in città si occupa dell'assistenza momentanea di chi si trova in condizioni di profondo disagio, tra queste la Caritas. Migranti di passaggio a parte, nel report figurano una cinquantina di italiani, di cui una ventina del territorio, persone che hanno perso la casa per varie ragioni, a cominciare dal fatto che non sono riuscite più a pagare l'affitto perché si sono trovate senza un lavoro. Tra questi però anche chi non vuole avere un tetto sulla testa e preferisce vivere all'esterno senza vincoli. Bivacchi sono stati trovati al Bronx e nell'area dell'ex Amman. Se i senza tetto sono un fenomeno preoccupante, spaventano le condizioni in cui sono costretti a vivere numerosi anziani. Il Lions di Udine consegna 2 borse di studio a studentesse ucraine fuggite dalla guerra e ora al Bearzi di Udine. Sono fuggite dalla guerra insieme alle proprie famiglie. A Udine hanno trovato serenità. Sono 2 studentesse ucraine che frequentano l'istituto salesiano Bearzi. Noi abbiamo dato fin da subito accoglienza a loro, sono qui da circa 2 mesi con noi, credo che abbiano ricostruito una normalità. Sono 2 dei 9 ragazzi che comunque accogliamo qui al Bearzi. Le ragazze, va bene, sempre quella nostalgia di casa, però proprio hanno trovato una bella casa qua a scuola. Qui è molto felice, finalmente molto contenta e gli piace tantissimo frequentare questa scuola. E tutti sembra di vivere in un sogno e sperano ogni giorno che finisca. Oggi Paolo durante la lezione di italiano e le ho chiesto fammi una frase in italiano con le parole che sai. Lui mi ha detto quasi tutta la frase in italiano, solo che ha detto si è fermato un po', voleva dire io voglio che finisce la guerra. Per loro il Lions Club Udine Osta ha messo a disposizione 2 borse di studio. È ben volentieri che il Lions Club Udine Osta sostiene quindi queste 2 famiglie dell'Ucraina in questa difficile situazione in cui si vengono a trovare. Tutto pronto per il concerto di Cesare Cremonini, primo grande evento dell'estate Legnano Sabbia d'Oro. Ora ci colleghiamo con Alexis Savot. Mi trovo all'esterno dello stadio Tegel di Lignano Sabbia d'Oro, dove tra poche ore partirà il concerto di Cesare Cremonini, la data 0. Il cantante bolognese ritorna a Lignano dopo 2 anni, il suo concerto era stato annullato per l'emergenza pandemica. I cancelli sono aperti dalle 16 e per il momento sono transitate circa 3.000 persone, ma sono attese 20.000. Allora andiamo a sentire l'atmosfera che si respira qui, tante le persone che hanno già raggiunto lo stadio Tegel, in particolare da fuori regione ma anche Trieste, vediamo. Io vengo da Milano. Trieste. Siete già scatenate, munite di K-Way anche eventualmente per la pioggia, ma qual è la canzone preferita? Stella di Broadway. Sì, esatto. Tutte? Ma anche Colibri, da quest'anno anche Colibri. Anche voi siete pronti? Prontissimi. Siamo pronti, prontissimi. È il mio regalo di compleanno da parte dei miei bambini. Però l'attesa era da Sanremo. Da sempre. Da 2 anni a sta parte, d'altronde. Voi avete preso appositamente biglietti per questo concerto o avevate già i biglietti di 2 anni fa? 2 anni fa.
Quindi era un concerto attesissimo, attendavate il ritorno di Cremonini a Lignano? Sì. Sì. Tra poco a Sport FVG vi racconteremo l'estate di Tiziano Moia, che con l'alpinista gemonese Giuseppe Vidoni partirà alla volta del Karakorum per conquistare un 8000 e poi cercherà di centrare il pass per i mondiali di corsa in montagna in Thailandia. Spazio anche al basket con Luigi Stecco Cividale, che ha conquistato l'accesso alla finale per la promozione in A2 battendo Bergamo. Affronterà da domenica Vigevano. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.